Presentata ieri l'iniziativa Giornata Porte Aperte grazie a una sinergia tra l'amministrazione comunale di Agrigento e le associazioni contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere. I prossimi 11 maggio, 11 giugno e 11 luglio presso la Biblioteca La Rocca di Agrigento chiunque si trovi in uno stato di difficoltà ed è vittima di violenza potrà in un ambiente riservato essere ricevuto dalle associazioni per un'assistenza psicologica e legale. Dalla violenza si può uscire, non si è soli, l'amministrazione è presente contro la lotta alle discriminazioni e alla violenza sulle donne. Oggi in occasione della premiazione di un video contro la violenza sulle donne realizzato da Stefano Buccheri colgo l'occasione per parlare di questo progetto che ha voluto realizzare l'amministrazione comunale. Noi vogliamo dare un servizio a chi può averne bisogno, delle giornate aperte presso la Biblioteca La Rocca, in una stanza riservata, in un ambiente riservato, dove le associazioni con cui abbiamo stretto un protocollo d'intesa, che sono l'associazione Telefono Aiuto con Antonella Gallo Carrabba e con Liliana Militello dell'associazione Gloria di Favara per lo sportello LGBT, perché non ci occuperemo solo di violenza sulle donne ma anche di discriminazione di genere e una lotta contro l'omofobia. Vogliamo essere presenti sul territorio, quindi farlo in maniera concreta, perché soltanto con la sinergia si può vincere questa battaglia, soprattutto in un momento del genere, perché durante la pandemia le violenze purtroppo, guardando i dati, sono quasi raddoppiate, quindi è nostro dovere, soprattutto mio come assessore alle pari opportunità e come assessore contro le discriminazioni, scendere in campo con un servizio che non sia uno slogan ma sia tangibile e sia visibile. Inizieremo con 3 date, quella dell'11 giugno, dell'11 maggio scusate, dell'11 giugno e del 12 luglio. Una giornata aperta dalle 9 di mattina fino alle 18 presso la Biblioteca La Rocca. Invito di cuore tutte le donne che si trovano in un momento di difficoltà a venire presso la Biblioteca La Rocca, perché troveranno personale qualificato e specializzato. Ci sarà la psicologa del comune, ci saranno gli psicologi e i legali, perché ha bisogno anche di assistenza legale. Vedremo anche come poter dare supporto, quindi ci sarà la presenza concreta. Io tenevo molto a questo progetto, che credo non sia mai stato realizzato da Agrigento, e spero che sia un appuntamento mensile che intaccherà anche i mesi successivi. Ancora una volta il telefono aiuto presente nel territorio, a fianco col comune di Agrigento, a fianco delle donne. Quindi faremo queste giornate aperte. Telefono aiuto da 20 anni ormai è sul territorio, e quindi ancora una volta siamo presenti col comune di Agrigento proprio per dare forza alle donne, far capire che dalla violenza si può uscire, e se ne può uscire anche semplicemente parlandone, chiedendo aiuto o informazione. Quindi lo sportello sarà aperto anche a chi è a conoscenza, perché ricordiamoci sempre che le persone che sono a conoscenza di maltrattamenti, di violenze che possono avvenire nell'ambito familiare o amicale, possono dare una forte e una grande mano d'aiuto, quella cioè di accompagnare, di dare coraggio. E quindi anche l'obiettivo di queste giornate è anche questo, cioè dare coraggio alle donne con la nostra presenza sempre attiva nel nostro territorio, e quindi invito le donne e non solo a fare questo passo importante, la richiesta d'aiuto, che significa magari uscire fuori per sempre da una situazione tragica. Noi parteciperemo a questa iniziativa che abbiamo colto veramente con entusiasmo, la richiesta appunto dell'assessora Lala. Parteciperemo come sportello LGBT. Perché è importante, nonostante siano stati fatti tanti passi avanti, però tanti altri ce ne sono da fare. È importante abbattere i muri, questi muri di gomma, perché sembra che ci sia un'apertura mentale, però purtroppo le discriminazioni omofobe, i pregiudizi e le violenze continuano per le persone LGBT, e noi vogliamo esserci, quindi chiunque ha bisogno di noi può rivolgersi a questo appunto Open Day, può venire a trovarci. Io colgo l'occasione per dire che lunedì abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione, perché è importante avere una legge che tuteli i diritti delle persone LGBT, a prescindere dal colore politico. Noi siamo pro gli LGBT+, quindi questa nostra
campagna di sensibilizzazione si concluderà il 17 maggio, che è la giornata internazionale contro le discriminazioni omofobe, e cercheremo di organizzare qualche iniziativa e coinvolgere persone comuni, persone politici, i commercianti e quant'altro, appunto apposta per sensibilizzare. Dobbiamo abbattere i muri. LGBT è acronimo di? Lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Allora, questo servizio nasce per volontà dell'assessore Lalea proprio per portare avanti uno spazio di ascolto per i soggetti, per le donne vittime di violenza, quindi uno spazio aperto dove la maggior parte delle persone che in questo momento stanno vivendo particolari situazioni di disagio possono rivolgersi per chiedere un supporto psicologico, sociale e anche dal punto di vista legale. Saremo supportati da due associazioni con cui il Comune di Agrigento ha stipulato dei protocolli d'intesa e che renderanno il lavoro più completo a 360 gradi.